Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotto. È la sesta giornata del campionato di Serie A Tesis. È Audace calcio a 5 Verona Bitonto, calcio a 5 femminile. Punti, reduce però dalla prima sconfitta stagionale per mano del CMB di Massimiliano Neri. È cominciato il match, è cominciata Audace Verona Bitonto femminile con la prima palla proprio giocata da Grieco che va dentro, la doppietta di Caballero. Attenzione alla grande giocata di Evelyn che semina un paio di avversari, viene fermata poi da Ghilardi che fa ripartire Grieco, palla leggermente troppo lunga, è andata con il destro, Grieco che cerca la giocata verso Brunigna, Grieco la parata e poi il gol dopo 1 minuto e 18 secondi in vantaggio il Bitonto. L'ultimo tocco è di Greta Ghilardi che va quindi a firmare il primo gol di questa partita, il secondo minuto. Greta Ghilardi ha portato in vantaggio, sì, non c'è più sul parquet la numero 6, capitano neroverde. Ghilardi riceve proprio da Cenedese, attenzione, la palla dentro, il gol di Bruna Marcon che al sesto minuto fa 2-0 per il Bitonto. All'indietro da Evelyn che si sistema il pallone con la sola, calcia bene, la parata di Torma e sotto misura la rete dell'Audace Verona che accorcia le distanze con Federica Ficetto. Primo gol stagionale per l'ex Irpinia e Lazio, per stabilire le distanze, una distanza di sicurezza del +2. Attenzione a Maretti che prova a ripartire, la grande palla verso Santi, Santi ancora Maretti, Maretti calcia, Maretti trova il pareggio, 2-2. 10 minuti, 8 secondi, Audace Verona strepitosa nel tornare in partita, 2-2 ora al Pala Lupatottina e Maretti per entrambe, il primo gol stagionale, calcia Cenedese, prova con il destro, la palla dall'altra parte, il vantaggio nuovamente del Bitonto, l'ha firmato Grieco, 3-2 e la palla però recuperata da Natasha Varman che cerca Maretti, ancora Maretti, cerca di estrarsi, Maretti calcia, questa volta perde forse l'attimo buono, 2-2 finale. Grieco, calcio di punizione, tocca per Ghilardi che calcia! Greta Ghilardi, doppietta personale, 4-2. Finirà dunque qui il primo tempo, mancano 3 secondi, lo congela il possesso Greta Ghilardi e dunque con il punteggio di 2-4. Il primo arbitro di questa giornata, Simone Zanfino di Agropoli, ha dato il là alla ripresa. Corner ancora battuto da Grieco che cerca Cenedese per il 5-2, colpevolmente dimenticata dalla difesa rossonera. 15-48, 5-2 Bitonto. Visto del fronte offensivo neroverde da Nicoletti, inserimento di Grieco, servita nello spazio, Grieco, bellissima palla per Nicoletti, dentro per Brudi. Ottimo quest'ultima fase di possesso del Bitonto. Termina qui il match del Pala Lupatottina con la vittoria del Bitonto, calcio a 5 femminile, 5-2 sull'Audace calcio a 5 Verona.